Eccoci qua come promesso. Buonasera a tutti. Mater Dei Friuli TV, la TV cristiana religiosa. Adesso entriamo nel primo santuario al mondo dedicato a Sant'Antonio. Eccoci qua. Una meraviglia. Nel terremoto del 76, che ha provocato tantissimi danni in questa zona del Friuli, l'unica parte della chiesa antica è rimasta integra e anche la statua della Madonna. Non ha subito un graffio. Ecco, qui viene recitato il rosario. Vi parlo sottovoce perché rispetto per il luogo di culto ci vuole sempre. Comunque guardate che meraviglia. Questo è originale, questa l'ha proprio costruita di mano propria Sant'Antonio di Padova. La prima chiesa costruita dal santo. E qui andiamo a vedere l'altra parte della chiesetta. Eccola qua. Questi affreschi sono originali. Questi affreschi hanno quasi 1000 anni. E invece questo ne ha 2023. Una meraviglia. Ecco, qui abbiamo montato le nostre telecamere per dare un servizio. Eccole qui, ogni tanto. Eccole qui. Trasmettiamo la Santa Messa ogni mattina alle 11 e la domenica alle 7:30 per i malati e gli anziani non autosufficienti. E con questo vi saluta Eugenio e vi auguro una buona continuazione di avvento in compagnia di Sant'Antonio e di Nostro Signore.